È un grande piacere avere qui una personalità così importante del mondo della mineralogia, della geologia russa, il professore è la massima autorità russa in questo settore e capo di un presidente di un importante museo che vuole portare i suoi più belli minerali lavorati e anche naturali qui nel Veneto, in Italia, per farli conoscere al nostro popolo. E qui oggi appunto per organizzare, per una prima visita, per organizzare magari i primi del prossimo anno, una mostra che diventa un ulteriore motivo di amicizia tra il Veneto e la Russia. Для меня большая честь. Sono venuto a rappresentare il Museo Mineralogico di Mosca, che è il museo dell'Accademia delle Scienze di Russia. Io sono membro dell'Accademia delle Scienze, sono venuto qui in Italia per la prima volta e ho avuto modo di incontrare queste persone così disponibili a rafforzare e a stringere contatti con la Russia e soprattutto col mondo scientifico anche russo. Sono così felice. Sono così felice di vedere che le persone dialogano fra loro, che questo sia l'inizio per una proficua e lunga collaborazione, come lo è stata per la famiglia imperiale russa, che nei secoli hanno sempre avuto grande ammirazione e profonda stima negli artisti, nei rappresentanti della cultura del popolo italiano, veneto. Mi auguro che da questo momento nascano e risorgano delle profondi rapporti reciproci, culturali e umani. Viva прекрасная Италия!